Amiche e amici appassionati di futsal, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi di Foligno. È l'ultima giornata della regular season del campionato di Serie A femminile di calcio a 5 e si affrontano l'Atletico Foligno e la VIP. Allora, dirigono la partita il signor Alessandro Accomando della sezione di Olbia e il signor Francesco Cocco della sezione di Parma, coadiuvati al tavolo del crono dal signor Vincenzo Cannistra di Catanzaro. In contemporanea con questa partita si giocherà anche Audace Verona Lamezia, mentre il Molfetta, che è interessato anch'esso alla zona retrocessione, riposa in questa ultima giornata. La classifica vede il Molfetta avanti con 21 punti, VIP 19, Audace Verona 18, Atletico Foligno 15, quindi tutto nelle mani della squadra padovana ospite in questa partita, che se dovesse vincere andrebbe a quota 22 e raggiungerebbe la salvezza diretta. Diamo lettura delle formazioni partendo dalle ospiti, con il numero 1 Ricottini, 3 Maddalena, 5 Palermo, 6 Fernandez, 8 Piccinno, 9 Jimenez, 10 Shostak, 11 Troiano, 13 Bernardello, 14 Salvador, 15 Kubascek, 19 Caretta. L'allenatrice è Sonia Facino. Risponde l'Atletico Foligno del mister Luigi Battistone con il numero 2 Cecconi, 6 Narcisi, 7 Ferroni, 8 Magnini, 9 Sulpizzi, 10 Corboli, 11 Zelli, 16 Castagnoli, 21 Naiara Dos Santos, 77 Pezzolla, 92 Fortunati, 99 Proietti. I quintetti che ci sono stati comunicati dai due tecnici: Sonia Facino schiererà in campo con il numero 1 Ricottini, il 6 Fernandez, 9 Jimenez, 11 Troiano, 14 Salvador, mentre Luigi Battistone metterà in porta con il numero 99 Arianna Proietti. Poi ci sarà Naiara Dos Santos, Sharon Zelli, Beatrice Castagnoli e Maria Grazia Pezzolla. Allora, dobbiamo dire delle assenze dell'Atletico Foligno. Non ce l'ha fatta a recuperare Jennifer Baldassarri, autrice di una splendida prestazione domenica scorsa in Calabria. Un risentimento muscolare per la Baldassarri, mentre abbiamo visto durante il riscaldamento anche il capitano Elisa Narcisi un po' in difficoltà. Non sappiamo se sarà rischiata, considerando anche che l'Atletico Foligno è sicuramente destinata a giocare i play-out. Partita comunque importantissima anche per l'Atletico Foligno, perché se la squadra Folignate dovesse ottenere un risultato positivo, un pareggio o una vittoria, condannerebbe il VIP ai play-out giocando proprio contro il VIP, mentre nel caso dovessero vincere le padovane, andare ai play-out sarebbe il Molfetta che riposa in questa ultima giornata. Cercheremo di darvi anche qualche aggiornamento riguardo all'altra partita, quella dell'Audace Verona, perché abbiamo dato per scontato anche che l'Audace Verona porti a casa i 3 punti, però non è così, dovrà giocare la partita proprio contro il Lamezia. Intanto si è partiti di gran carriera con Salvador perde il possesso, poi palla deviata, rimessa per l'Atletico Foligno. 20 secondi se ne sono andati in questo primo tempo. Zelli per Naiara, Pezzolla, Naiara per Castagnoli, ancora Naiara, Zelli vince un rimpallo, poi Zelli calcia, Ricottini alza sopra la traversa. Il primo squillo è dell'Atletico Foligno dopo 40 secondi, il calcio di Zelli, la buona parata di Ricottini. Dall'angolo Naiara Dos Santos, forte in mezzo, la palla esce fuori, Pezzolla calcia, palla questa volta che non crea nessun problema a Giulia Ricottini. Avanza la VIP con Fernandez, Salvador, Jimenez, Troiano 1 contro 1 con Dos Santos. Contrasto ruvido ma regolare quello di Naiara Dos Santos.
La rimessa però è per il VIP con il capitano Jessica Troiano. Troiano forte in mezzo, la respinge ancora Naiara. Salvador prova lo scambio con Fernandez, ma il passaggio di ritorno non c'è. Palla persa per la VIP. Pezzolla, Naiara, Castagnoli di prima a cercare ancora Pezzolla non riesce a tenere la palla in campo e sarà rimessa laterale in zona di difesa per la VIP. Vanessa Gimenez, Fernandez, Salvador si appoggia ancora su Fernandez, Troiano, il passaggio di ritorno è così, è nuova manovra dell'Atletico Foligno. Dos Santos, buona palla in profondità per Castagnoli, l'ottimo anticipo da parte di Fernandez e poi si batte Zelli, non c'è fallo, ancora un contrasto ruvidissimo, ne viene fuori molto bene Salvador, attenzione le finte di Salvador e Castagnoli recupera, arriva di gran carriera a chiudere Gimenez e guadagna anche un fallo laterale. Azione un po' confusa, ma abbiamo già capito che sarà battaglia su ogni pallone. Palla in profondità per Gimenez, palla persa per la VIP quando siamo entrati da 15 secondi nel terzo minuto. Pezzolla, Naiara, Zelli, Naiara, Zelli, Castagnoli con la suola, perde palla l'Atletico Foligno, attenzione Salvador, aspetta per servire e poi c'è un intervento, non c'è il fallo, riparte 3 contro 2 l'Atletico Foligno, tira Naiara, la palla viene servita per Zelli, scusate, Pezzolla, palla forte sul secondo palo, buona opportunità in ripartenza per l'Atletico Foligno. Salvador, la palla arriva a Troiano in posizione da pivot, gestisce il possesso Jessica Troiano, ancora per Fernandez, contrasto ruvido di Naiara Dos Santos e palla persa ancora per la VIP. Zelli, attaccata Zelli, viene fuori poi bene Zelli, ancora il contrasto di Salvador, Zelli, ancora Zelli, con un po' di ritardo. Gli arbitri hanno atteso l'evolversi dell'azione, poi fallo fischiato sulla tre quarti. Su Sharon Zelli. Calcio di punizione, 3:25 se ne sono andati di questo primo tempo. Sempre 0-0. Ancora 0-0 anche tra Audace Verona e Lamezia. Questo calcio di punizione, Dos Santos, Zelli, non calcia in porta l'Atletico Foligno, in azione manovrata. Pezzolla, Zelli si appoggia su Proietti. Proietti con i piedi, lancio teso, colpito di testa dalla difesa del VIP e c'è questa rimessa laterale e se ne occupa sotto la nostra postazione Maria Grazia Pezzolla. Zelli, Dos Santos, Pezzolla, Zelli sul lungolinea per Castagnoli. Castagnoli prova a calciare di prima, contrastata in modo positivo da parte di Jimenez. Rimessa laterale, poi Pezzolla, la palla in mezzo
arriva Naiara, Naiara calcia e poi prova a ripartire, non ce la fa la VIP. Pezzolla, Pezzolla, le finte di Pezzolla che poi non trova il modo di calciare, ripartenza VIP, Salvador, ancora Salvador, Cincischia per un po', la palla ritorna proprio a Salvador, calcia Salvador, Zelli la mura e poi la palla arriva buona per la presa di Proietti. Prima buona azione da parte della VIP che ha portato a calciare Andrea Salvador, contrastata appena dentro l'area. Troiano se ne va sulla destra, le finte di Troiano, poi contrastata da Pezzolla e poi arriva Gimenez da lontanissimo, palla nettamente a lato. Primo cambio per l'Atletico Foligno, esce Zelli, entra Magnini. Pezzolla, Magnini, Dos Santos in profondità, non c'è nessuno. Ecco il primo cambio anche per la panchina veneta. È uscita Salvador per la numero 15, Kubaszek, che ha subito trovato la possibilità di concludere in porta, l'ex giocatrice del Falconara. A 5 minuti e 30 Kubaszek ha risposto di piede Proietti. Proprio Kubaszek sulla palla, che lascia la palla a Jimenez, non si chiude il passaggio di ritorno, poi la palla viene lisciata da Magnini che la sfiora quello che basta per concedere rimessa laterale in zona d'attacco alla squadra ospite. La palla, attenzione, arriva forte in mezzo per Di Fernandez, che si lamenta perché non è stata seguita l'azione dalle sue compagne. È uscita Troiano, è entrata col numero 3 Maddalena. Adesso vince un contrasto Pezzolla, si torna indietro per Magnini. Magnini, Naiara, Castagnoli ancora vicino per Naiara. Naiara di prima, la palla viene controllata di testa da Magnini, poi subentra Castagnoli, c'è l'ottimo intervento da parte di Kubaszek. Adesso si deve girare Kubaszek, la palla viene rinviata da Maddalena. Fuori Pezzolla, dentro Ferroni per l'Atletico Foligno. Dos Santos, Magnini, Ferroni sulla banda per Dos Santos, si appoggia Kubaszek su Ricottini, Ricottini vicino per Jimenez, la palla in profondità, il colpo di testa di Ferroni che sfiora e concede l'angolo al VIP quando se ne sono andati 6 minuti e 43 secondi di questo primo tempo. 0-0. La palla forte sul secondo palo, ancora una volta protagonista di questa palla forte sul secondo palo Vanessa Jimenez, una palla molto intelligente e per la seconda volta la sua idea non è stata immediatamente compresa dalle sue compagne. Castagnoli, Magnini, Dos Santos, Ferroni, Dos Santos in profondità a cercare Ferroni, l'anticipo da parte di Jimenez, rimessa laterale Atletico Foligno davanti alla panchina della VIP. Castagnoli si gira, non riesce a far uscire la palla, la toccano in due, poi arriva facile per Ricottini che lancia subito in profondità per Maddalena, con la schiena in qualche modo la tocca Magnini e si riparte da dietro
per la VIP. Gimenez, il passaggio di ritorno per Fernandez. Ancora rimessa laterale per la VIP. Sulla palla Anna Maddalena. Maddalena si appoggia, ancora un taglio forte, questa volta lo respinge Naiara. Magnini gestisce il possesso, Ferroni prova a venire fuori con un tocco delicato. Rimessa laterale però per la VIP. Vanessa, Kubashek, Vanessa, attenzione a Fernandez, calcia Fernandez, arriva Proietti e spazza via. Adesso la palla esce fuori, ancora per Fernandez, calcia Fernandez, murata da Ferroni. Kubashek respinge Magnini. Azione ancora della VIP con Maddalena. Fernandez, Castagnoli gli scippa la palla, subentra Naiara e c'è il fallo commesso da Kubashek, che si prende anche un cartellino giallo. All'altezza del tiro libero, no, la palla viene retrocessa. Poi no, l'arbitro ha deciso chi è il fallo, mentre c'è un problema per Naiara dos Santos, che ha subito il fallo. Non credevamo fosse nulla di particolarmente grave. Ancora 0-0 intanto tra Audace Verona e Lamezia. Tratta anche Claudia Fortunati. Questa punizione, la calcia Zelli che coglie in pieno la barriera. Poi Castagnoli, anzi Magnini, si coordina con il sinistro. Quintetto a dir poco atipico questo per l'Atletico Foligno. Narcisi non ce la fa sicuramente, perché senza Naiara sicuramente la sostituta naturale sarebbe stata il capitano dell'Atletico Foligno. Maddalena, calcia Maddalena, palla alta, nessun problema per Proietti. 8:39 di questo primo tempo, sempre 0-0. Avvio di partita favorevole all'Atletico Foligno, poi ha preso il sopravvento la VIP, che però non è riuscita a creare grandi pericoli per la porta dell'Atletico Foligno. Adesso attenzione a questa ripartenza, la palla viene calciata e si salva Proietti su questo sinistro. Da parte di Fernandez. Arbitro sicurissimo, ha detto che la palla non era entrata, ma al 9° minuto non abbiamo fatto in tempo a dirlo che la VIP non si era resa pericolosa, e subito c'è stata la più grande palla gol a disposizione delle padovane, con una ripartenza 3 contro 2 che ha portato a concludere di sinistro Fernandez. Palla che ha rimpallato sul palo. Adesso c'è l'uscita di Proietti su Kubashek.
Magnini in profondità per Fortunati, poi lasciano scorrere adesso c'è un'incomprensione tra Magnini e Pezzolla e riparte l'azione del VIP. Fernandez, questa palla in profondità a cercare Maddalena, blocca Proietti, Predica calma Battistone, Magnini in profondità, Magnini, Zelli per Fortunati, Zelli vince un contrasto in posizione pericolosissima, riparte Zelli, se ne va Zelli ancora, Zelli poi non ha la forza di caricare il destro. Fernandez sulla banda per Kubasek, contrastata da Zelli. Pezzolla, Magnini, Fortunati, Zelli in profondità, Magnini anticipata, palla che è stata ribattuta da Jimenez. Tornato in campo il capitano della VIP, Jessica Troiano. Zelli è proprio attaccata da Troiano, Zelli riesce a venire via ancora una volta, poi Troiano riesce a far commettere un errore a Zelli, rimette Troiano per Jimenez. Fernandez con un numero cerca di andare via a Pezzolla, fallo di Pezzolla, esce Fernandez e torna in campo Salvador. Dalla rincorsa pensiamo che Troiano possa addirittura calciare in porta. Una in barriera per Proietti. Parte Troiano, la palla scorre. C'è stata una deviazione davanti a Proietti insidiosissima. Dall'angolo la VIP, la palla esce fuori, il destro, piattone da parte di Maddalena, nessun problema per Proietti. Magnini, Fortunati si gira, il contrasto con Jimenez. La numero 9 delle Venete lo vince e la rimessa laterale sarà ancora per lei. La palla a Salvador. Troiano 1 contro 1 con Zelli. Troiano si accentra per un po', poi cerca il taglio per Maddalena, che poi non riesce a sfruttare il mancato intervento di Magnini. Stoppa la palla Zelli, Pezzolla la protegge, poi la perde sull'attacco di Salvador. La palla in mezzo, è lunga per Troiano, viene agevolato il recupero da parte di Magnini. La palla arriva da quest'altra parte, troppo forte per Maddalena che non riesce a tenerla in campo. Palla sul fondo, escono Fortunati e Magnini, torna in campo il quintetto, lo starting five per l'Atletico Foligno. Quindi Naiara ha recuperato dopo qualche minuto in panchina. Castagnoli, interessante palla in mezzo, però ancora non era arrivata in area Pezzolla. Da Salvador per Jimenez. Troiano
Troiano contro Dos Santos, il taglio per Salvador, Salvador si accentra, Salvador perde la palla, il contrasto sul Naiara, poi di prima molto bene Pezzolla per Castagnoli, Castagnoli calcia di sinistro e Rigottini chiude il primo palo dal nulla. Castagnoli angolo Atletico Foligno quando se ne sta per andare il 12° minuto. La palla esce fuori per Pezzolla, forse c'è stato un mezzo blocco che è stato considerato regolare dagli arbitri, però comunque se l'è cavata la VIP alla rimessa laterale sul contrasto tra Castagnoli e Salvador. E per le ragazze padovane che manovrano proprio con Andrea Salvador al piccolo trotto, Salvador con pazienza. Troiano, palla che arriva troppo forte nell'area dell'Atletico Foligno. Naiara, Pezzolla, palla troppo forte di Naiara, Pezzolla non riesce a tenerla in campo. Rimessa laterale per la VIP. La palla in profondità di Jimenez, palla ancora troppo lunga. Castagnoli, attenzione a Castagnoli. Zelli, Naiara, contrasto su Naiara, tutto regolare, poi c'è il fallo di Pezzolla, questa volta si prenderà il cartellino giallo. Maria Grazia Pezzolla battono subito, ma il cartellino giallo, la palla viene fermata. La protesta di Naiara Dos Santos che avrebbe voluto un intervento dell'arbitro ai limiti dell'area di rigore. Se fosse stato fallo sarebbe stato calcio di rigore, forse eravamo proprio ai limiti. È ripartita la VIP e Pezzolla ha speso un fallo d'ammonizione. Salvador, Jimenez, Troiano, il tunnel di Troiano su Pezzolla, di prima Zelli molto bene, recupera il passaggio di ritorno, Zelli subisce un paio di contatti regolari e sarà rimessa laterale per la VIP da Salvador per Jimenez. Mentre è entrata in campo Piccinno con il numero 8. Eccola qua che riceve, il controllo è buono però è un po' lungo. Adesso riparte l'Atletico Foligno, la palla arriva a Rigottini, Rigottini è attaccata da Castagnoli, molto bene, Salvador gestisce il possesso la VIP, poi accelera Fernandez, Jimenez, il contatto con Pezzolla è regolare, ancora ci si batte all'altezza della linea laterale, fa venire fuori la palla, poi calcia Troiano, palla deviata. Azione confusa che ha portato al tiro Jessica Troiano. La palla forte, ci mette il piede Zelli e concede un nuovo angolo. Esce fuori la palla per Piccinno proprio. E time out richiesto da Luigi Battistone sul punteggio di 0-0 quando mancano 6 minuti e 11 secondi alla fine di questo primo tempo.
Torniamo in campo per quest'ultimo scorcio del primo tempo, 6 minuti e 11 da giocare. Intanto vi diciamo che l'Audace Verona è in vantaggio sulla Lamezia, 1-0 per le Scaligere. Sulpizzi, Magnini, manovra l'Atletico Foligno, da Zelli ancora per Sulpizzi, Zelli, Castagnoli prova a servire sulla parallela, il passaggio di ritorno per Zelli, palla sporcata, rimessa laterale ancora per l'Atletico Foligno, Sulpizzi, Castagnoli a cercare Magnini, l'anticipo da parte di Jimenez. Sulpizzi per Zelli, Zelli tiene in campo la palla, poi l'appoggia ancora per Sulpizzi, le finte di Sulpizzi che si batte, difende il possesso e poi si tiene stretta la rimessa laterale Castagnoli. Castagnoli la batte e si appoggia su Zelli. Zelli per Magnini, Magnini viene spinta, poi viene fuori bene Magnini, Zelli comodo per Sulpizzi, Zelli attaccata da Fernandez, rimessa laterale ancora per l'Atletico Foligno, Zelli calcia in porta, traversa di Sharon Zelli a 14,42, gran tiro di Zelli da lontanissimo, ci aveva messo le mani Ricottini ma traversa piena e chissà se il portiere ci sarebbe potuto arrivare. Piccinno, Jimenez ancora per Piccinno, controlla con il petto, apre molto bene, cercano di chiudere il triangolo le ragazze padovane, poi perde la palla Castagnoli sull'attacco di Fernandez, scusate, di Jimenez, palla al lato, partita che si è un po' aperta in queste ultime fasi, mentre vediamo che c'è Nayara Dos Santos che sta facendo degli esercizi di stretching. Corsetta non al meglio, nemmeno Nayara Dos Santos, senza difesa titolare, se così si può dire, l'Atletico Foligno. Zelli, Sulpizzi il sinistro in area, comodo per Giulia Ricottini, con le mani si appoggia vicina Ricottini, la palla arriva a Kubashek guadagna metri, 1 contro 1 con Zelli, si ritorna da Jimenez, la palla arriva in profondità per Kubashek, la recupera l'Atletico Foligno, Castagnoli, Magnini, Castagnoli si era fatta luce però non viene servita, la palla arriva a Zelli, il taglio intercettato da Kubashek se ne va sulla destra, poi c'è il contrasto duro ma ritenuto regolare, spalla contro spalla di Zelli, Kubashek protesta vistosamente e scuote la testa. Metro arbitrale che ha lasciato molto correre in questo incontro. Da Sulpizzi per Zelli, ancora Sulpizzi, di prima Sulpizzi a cercare Magnini, Fernandez recupera, attenzione che la palla è restata in campo e poi dal nulla il sinistro da parte di Piccinno che è arrivato comodo per l'intervento di Proietti. Adesso Castagnoli si batte in posizione da pivot, difende il possesso, di prima Zelli, la palla arriva sul Pizzi che prova a coordinarsi per la rovesciata, è time out con quest'ultima azione da parte dell'Atletico Foligno, time out richiesto dalla panchina delle Venete a 3:22 dalla fine del primo tempo.
Esce Zelli e torna in campo Nayara Dos Santos nell'Atletico Foligno dopo il time out richiesto da Sonia Facino. E si riparte da Ricottini, Jimenez, Fernandez, Jimenez, il passaggio di ritorno per Fernandez, bloccata da Sulpizzi. Magnini cerca sulla parallela Castagnoli, poi alla cieca, a memoria, e nuovo possesso per Vanessa Jimenez. Kubashek, Jimenez, passaggio di ritorno per Kubashek, il colpo di testa di Magnini, poi arriva da lontanissimo Piccinno che voleva anche la deviazione da parte di Proietti. Tiro al volo con una coordinazione invidiabile, quello della numero 8 padovana. Magnini per Castagnoli che non riesce a tenere la palla in campo. Jimenez per Fernandez. Fernandez vede il da farsi e poi si appoggia facile su Piccinno. Fernandez ancora. Jimenez. Kubashek. Ancora manovra del VIP, palla in profondità e ancora Fernandez che si lamenta per il contatto con Sulpizzi. Proprio Sulpizzi si appoggia su Nayara Dos Santos. Sulpizzi per Castagnoli, il passaggio di ritorno che prende in controtempo Sulpizzi, attenzione alla ripartenza, Kubashek calcia, palla che è stata smorzata dalla difesa dell'Atletico Foligno. Buona opportunità per la polacca. Sulpizzi, Nayara. Sulpizzi prova a liberarsi molto bene, lascia correre l'arbitro per la regola del vantaggio. Castagnoli, nessuna regola del vantaggio, ha semplicemente lasciato correre l'arbitro. Sulpizzi libera il sinistro, la palla viene respinta, poi ancora Sulpizzi di fisico tiene il possesso. Nayara comodamente per Proietti in profondità, non ci arriva nessuno, palla sul fondo, rimessa VIP. Ultimo giro di lancette che sta per iniziare qui al Pala Paternesi. Attenzione a questo 1 contro 1 sulla banda di Troiano, che poi perde anche il rimpallo. Il capitano del VIP. Dos Santos, lo scambio con Magnini, la palla viene intercettata da Fernandez, Troiano calcia, la palla arriva a Fernandez in aria e il vantaggio del VIP a 19:25. Palla persa sanguinosissima dall'Atletico Foligno, palla da Troiano a Fernandez in area e Jessica Fernandez non ha perdonato. 12° gol stagionale per lei, vantaggio VIP e gol pesantissimo perché in questo momento metterebbe in salvo le padovane. «30 secondi, adesso vediamo che cosa farà l'Atletico Foligno». C'è stato il fallo della stessa Fernandez su Magnini. «28 secondi da giocare, palla recuperata». Zelli contrastata da Fernandez. Pezzolla contrastata ancora dalla numero 6. Zelli, Pezzolla trova sulla sinistra Ferroni si accentra e poi
La palla viene calciata da Ferroni, non c'è stata nessuna deviazione e la rimessa all'altezza della panchina padovana è per la VIP, mentre è rimasta a terra una giocatrice della VIP. Crediamo che si tratti di Jessica Fernandez. Sì, è proprio lei, che dovrebbe aver ricevuto un colpo. Lamenta di aver ricevuto un colpo al ventre. Vistosa la protesta della numero 9 della VIP, che ha detto di aver subito una gomitata al ventre. Troiano, attenzione Troiano, le finte di Troiano, la palla arriva su Maddalena e palla respinta da Nayara dos Santos. Eccola qua la sirena di questa fine del primo tempo, che si conclude con il vantaggio della VIP 1-0. A decidere il gol a 35 secondi dalla fine del tempo di Jessica Fernandez. Ci risentiamo per il secondo tempo.
Amici appassionati di futsal, ben ritrovati per questo secondo tempo, questo ultimo tempo della stagione regolare 2024-2025 del campionato di Serie A femminile, con la VIP che sogna che possano essere gli ultimi 20 minuti di questa stagione, visto che è in vantaggio 1-0 contro l'Atletico Foligno. E questo porterebbe le padovane a 22 punti, scavalcando tutte le avversarie, mentre il Molfetta, che riposa, sarebbe agganciato a quota 21 dal Verona in vantaggio 1-0 contro il Lamezia. Però il Verona è in vantaggio negli scontri diretti contro il Molfetta e quindi si salverebbero le rossonere dell'Audace Verona e il Molfetta sarebbe costretto a giocare il play-out proprio contro l'Atletico Foligno. Atletico Foligno che manovra con Pezzolla, Castagnoli, Zelli e Naiara Dos Santos davanti a Proietti, mentre risponde il VIP come il primo tempo, il quintetto davanti a Ricottini, c'è Jimenez, Fernandez, Troiano e Salvador. Manovra Salvador sulla parallela per Troiano, buonissima palla di prima, poi a Naiara non viene chiamata la palla, era sola Naiara e regala questa rimessa laterale al VIP. Salvador prova a liberare il sinistro, arriva Castagnoli. E si frappone con il corpo. Pezzolla, Zelli, Pezzolla se ne va, poi arriva la palla a Salvador, Troiano per Salvador, arriva Castagnoli, rimessa laterale per la VIP. Jimenez per Salvador, si sbatte al limite dell'area, la palla resta lì, la gioca da terra Salvador, lasciano correre gli arbitri, poi calcia da lontano Vanessa Jimenez, una sorta di liberazione della numero 9 della VIP. Naiara, ancora Naiara per Pezzolla, Zelli prova ad andarsene, perde palla Fernandez, attenzione Fernandez, la palla sul secondo palo, carambola e la palla finisce in rete. La scivolata di Naiara Dos Santos porta al raddoppio della VIP, sfortunata azione dell'Atletico Foligno. C'è stata l'autorete di Naiara Dos Santos a 1 minuto e 40 di questo secondo tempo. Bella azione da parte di Fernandez, ma poi sembrava che se l'era cavata l'Atletico Foligno. Adesso la palla per Ricottini, la palla arriva a Naiara calcia, para Ricottini e poi ancora su Castagnoli. Reazione dell'Atletico Foligno. Che si trova sotto di 2 reti. Naiara, Pezzolla difende il possesso, poi cerca di farlo uscire, viene fuori la VIP con Troiano sul sinistro, poi si ferma Troiano e prova a gestire per un attimo l'azione il capitano delle padovane, ancora Troiano, il tunnel su Pezzolla, Troiano subisce un contatto, nessun fischio da parte degli arbitri. Zelli
Pallone intercettato da Salvador. Castagnoli, Zelli, si rimette a posto il VIP e si rimette a posto anche l'azione d'attacco dell'Atletico Foligno. Pezzolla prova a liberare il sinistro, poi c'è l'anticipo da parte di Troiano, arriva Proietti, palla sulla parallela per nessun problema per Ricottini. 2:40, esce Troiano, in campo Claudia Kubaszek. Adesso al piccolo trotto la VIP in vantaggio di 2 reti. Kubaszek accelera, Kubaszek si accentra, si ritorna da Salvador. Jimenez, Fernandez, Jimenez in profondità per Kubaszek, non riesce a tenerli in campo Kubaszek. Sarà rimessa laterale in zona di difesa per l'Atletico Foligno. Sulla palla Pezzolla. Mentre c'è stato il raddoppio dell'Audace Verona, quindi consolidato il risultato anche a San Giovanni Lupatolo. Kubaszek difende la sua rimessa laterale sulla pressione di Zelli. 2-0 Audace Verona e 2-0 VIP qui a Foligno. Palla in profondità di Jimenez per nessuno questa volta. Rimessa laterale, se ne occuperà Nayara Dos Santos. Zelli sul Pizzi. Zelli per Castagnoli. Zelli guarda il da farsi, poi il lancio lungo per Castagnoli. Rimessa dal fondo, palla nelle mani di Ricottini. Ricottini vicina per Fernandez. Kubaszek si gira e serve Salvador. Passaggio di ritorno da parte di Jimenez. Palla catturata dalla difesa dell'Atletico. Zelli gestisce il possesso. Si appoggia su Castagnoli. Nayara, Zelli per Sulpizzi per Zelli se ne va a Salvador sulla sinistra. Il contrasto da parte della difesa padovana con Fernandez. Rimessa laterale è per l'Atletico Foligno. Viene rettificato il punto di battuta. Zelli calcia, palla viene attutita e poi prova a ripartire il VIP. Gran taglio sul secondo palo da parte di Kubaszek. È arrivato con uno scavetto Vanessa Jimenez. Tocco pregevole da parte del centrale della difesa della VIP. Palla fuori e si riparte da Nayara. Zelli sul Pizzi di prima a cercare Castagnoli. Palla che è stata sporcata da Fernandez. Rimessa laterale proprio per Sulpizzi. Zelli, Nayara Dos Santos, Sulpizzi si gira, poi viene attaccata da Salvador. Possesso VIP, la palla arriva a Fernandez. Kubaszek adesso senza fretta al VIP cerca di aumentare gli spazi, adesso proprio al piccolo trotto. Poi la palla a cercare Kubaszek sulla banda, il colpo di tacco di Kubaszek. Rimpallo forse con un braccio che viene ritenuto involontario però dagli arbitri. La palla arriva a Castagnoli, Castagnoli si batte, subisce il ritorno da parte di Jessica Fernandez. Esce Nayara
e torna in campo Magnini. Sulla palla Sharonzelli, proprio per Magnini. Zelli attaccata, perde palla Salvador, poi torna indietro e c'è stato il fallo da parte di Sharonzelli. Primo fallo di questo secondo tempo, quando se ne sono andati 5 minuti e 43 di questo secondo tempo. 2-0 per la VIP. Kubashek, passaggio di ritorno di Salvador, poi interviene Fernandez, palla persa dalla VIP, la palla arriva a Pezzolla. Pezzolla guadagna metri, si accentra, serve sul Fizzi per Magnini, passaggio un po' pigro, l'intervento da parte di Jimenez, rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Magnini, Pezzolla 1 contro 1 con Kubashek difende la palla e poi le finte di Kubashek, rimessa dal fondo. Atletico Foligno che si è vistosamente spento dopo la rete del 2-0 in avvio di ripresa. Attenzione, la palla in profondità, al volo Kubashek e paratona da parte di Proietti sul calcio al volo, bellissimo da parte di Kubashek. Sul Pizzi, Magnini, sul Pizzi per Castagnoli, di prima a cercare Pezzolla, la palla non è uscita, ancora la palla per Pezzolla, sul Pizzi di prima a cercare Castagnoli, con il tacco interviene Fernandez e poi Castagnoli trova modo di coordinarsi per calciare di sinistro, palla al lato. Esce Kubashek, torna in campo Piccinno. La palla arriva adesso a Maddalena sola, arriva Fernandez, se la cava Proietti, il colpo di tacco, la palla arriva a Maddalena. 3-0 per la VIP a 7:06 di questo secondo tempo. Aveva già rischiato di capitolare l'Atletico Foligno un attimo fa e Battistone chiama time out per capire se può fermare questa sorta di emorragia. Si rientra dal time out, 7 minuti e 06, palla al centro, la VIP ha messo a segno il gol del 3-0 e Battistone rischia il tutto per tutto e fa mettere la maglia di portiere di movimento a Maria Grazia Pezzolla. Pezzolla, eccola qua che riceve. Dos Santos sul Pizzi, Zelli sul Pizzi, Dos Santos sul Pizzi, fa girare la palla l'Atletico Foligno, difesa in adattamento quella della VIP, sul Pizzi poi perde palla
Pressing a tutto campo, quello di Battistone, per cercare di recuperare il possesso. Esce bene però la VIP. Troiano, Jimenez, Fernandez. Palla in profondità per Troiano, palla troppo lunga per il capitano e bandiera della VIP. Sul Pizzi, torna in campo Pezzolla con la maglia da portiere di movimento. Zelli, in regia Nayara Dos Santos. Sul Pizzi, Nayara, Pezzolla, Nayara, sul Pizzi. Bella palla, Zelli sul secondo palo, Castagnoli. Il gol dell'Atletico Foligno a 8:22. Azione un po' rocambolesca davanti a Rigottini. La difesa della VIP non è riuscita a spazzare e Castagnoli segna il gol del 3-1. 11° gol per Castagnoli in questo campionato. Entra in campo Claudia Fortunati. Adesso vediamo se avrà un po' di paura la VIP. Arriva Proietti, spazza via. Rimessa laterale in zona di difesa per la VIP. Quando se ne sono andati 8 minuti e 38 di questo secondo tempo. 2 gol di vantaggio per la VIP. Ma ancora 11 minuti e 20 da giocare. Adesso tiene il possesso palla in una zona rischiosissima, ma con grande coraggio Jessica Fernandez. Con le mani Ricottini, palla in profondità, gestisce il possesso Piccinno. Scusate, era Maddalena. Fortunati fa uscire la palla male. Riparte la VIP, poi Fortunati se ne va di prepotenza. Fortunati sul secondo palo, palla deviata davanti a Zelli e torna in campo Pezzolla con la maglia da portiere. Angolo, rimessa laterale Atletico Foligno. Da Pezzolla a Nayara, sul Pizzi. Nayara ancora sul Pizzi. Nayara, Pezzolla sul Pizzi. Zelli sul Pizzi, con pazienza l'Atletico Foligno. Sul Pizzi, si muove bene la difesa della VIP. Sul Pizzi, palla forte, poi arriva a calciare Pezzolla. E time out chiesto dalla panchina della VIP, che chiaramente vuole gestire queste fasi di difesa contro il portiere di movimento. Rientriamo dal time out quando mancano 10 minuti e 23 alla fine di questo incontro. Tornati in campo Claudia Fortunati in fase di non possesso, evidentemente è questa la chiave di Luigi Battistone. Tornati in campo anche Andrea Salvador, mentre è entrata anche Marta Bernardelle. Crediamo per la... adesso c'è stato un fallo commesso proprio da Claudia Fortunati su Andrea Salvador. Maglia tirata, punizione dai 12 metri per il VIP, e sulla palla
C'è Vanessa Jimenez. Due in barriera per Proietti. C'è qualche problema per questo calcio di punizione per mettere la barriera. Palla che scotta. Parte Vanessa calcia. Proietti se la cava. La palla esce per Salvador. Salvador per Bernardelle. Arriva di sinistro Jessica Fernandez al lato. Sul Pizzi. Pressing a tutto campo adesso per la squadra padovana, per evitare che l'Atletico Foligno possa mettere il portiere di movimento. Adesso c'è Nayara, l'anticipo, e torna in campo sul Pizzi, di prima Berzelli, e torna a essere manovrata questa azione con il portiere. Predica calma sul Pizzi. Siamo entrati nella seconda metà di questo secondo tempo. 3-1 VIP. Nayara sul Pizzi. Nayara. Pezzolla attaccata, attenzione, la porta è vuota, non riesce a calciare e arriva sul Pizzi che evita guai. Torna in porta Proietti. Non ha trovato lo spazio per calciare nella porta sguarnita la squadra padovana. Adesso c'è l'anticipo di Zelli. Zelli, questa ripartenza di Zelli. Zelli se ne va tutta sola. Zelli, Castagnoli, passaggio di ritorno. Zelli, il salvataggio sulla linea. Strepitoso da parte di Jessica Fernandez. E possiamo dire che questo salvataggio di Jessica Fernandez in questo momento della partita vale come 2 gol. Azione manovrata con il portiere di movimento adesso per l'Atletico Foligno. Pezzolla, Nayara sul Pizzi. Nayara, Pezzolla, Nayara sul Pizzi. Nayara, Pezzolla, Castagnoli servita sulla banda. Il suo sinistro si perde al lato. Cambia il portiere l'Atletico Foligno. Rimessa laterale in zona difensiva per la VIP. Castagnoli attacca Jessica. Poi riparte Salvador di gran carriera. Arriva Zelli, la ferma Zelli. Nayara sul Pizzi. Sul Pizzi attaccata. Salvador intercetta ma non riesce a concretizzare il possesso. Proietti. Nayara sul Pizzi. Sul Pizzi per Pezzolla, ma la palla l'aveva già toccata Proietti e quindi fallo in fase di possesso. Fallo di seconda. La regola è che il portiere non può toccare 2 volte nella stessa azione la palla nella sua metà campo. L'aveva già toccata Proietti, anche se Pezzolla è un'altra giocatrice, è comunque portiere. Fernandez indietro, adesso gestisce un po' il tempo la VIP e poi la palla torna dalle parti di Maddalena. Palla in profondità, la sporca Ferroni sul Pizzi. Castagnoli la controlla, poi viene attaccata da parte di Troiano. Non c'è fallo.
Sulpizzi aspetta che arrivi il portiere. Naiara, Sulpizzi gestisce male adesso l'Atletico, la palla addirittura in porta, angolo per la VIP, poca lucidità per Sulpizzi, angolo regalato alla VIP che se lo prende stretto e guadagna secondi con il suo capitano Jessica Troiano. Fernandez guadagna metri, Fernandez contro Sulpizzi, Fernandez attaccata, alla fine perde palla, però guadagna una rimessa laterale preziosissima all'altezza della metà campo. E poi perde palla la stessa Fernandez. Tre cambi per l'Atletico Foligno, che ha uno special team, diremmo, per la fase di non possesso, e una squadra praticamente tutta diversa per l'attacco con il portiere di movimento. Pezzolla, Naiara Dos Santos, Sulpizzi tiene la palla in campo, contrasto con Sulpizzi, attenzione che la porta è vuota, arriva Naiara, le finte di Naiara, bene Naiara per Zelli, le finte di Zelli, Naiara, attenzione Pezzolla attaccata, ne viene fuori ancora Pezzolla, la palla arriva a Castagnoli forte in mezzo ma troppo avanti per una stanchissima Lucia Sulpizzi. Maddalena, Salvador, il blocco di Sulpizzi su Maddalena che si rialza. Bernardelle contro Naiara Dos Santos, forze fresche in campo per la VIP. Marta Bernardelle, adesso la palla in profondità, la lascia scorrere Proietti, il pressing. Ferroni perde la palla sull'attacco di Troiano. Poi Ferroni perde il contrasto con Troiano. Troiano calcia Troiano, l'entrata in scivolata da parte di Zelli che concede angolo. Dall'angolo è proprio Jessica Troiano, 5:39 alla fine, la palla esce fuori, torna a Troiano, attaccata da Fortunati, si gira Troiano e poi riesce in qualche modo a tenere la palla in campo. Troiano calcia, Ferroni viene fuori, poi perde il contrasto con Troiano, un po' di confusione, Fortunati, viene fuori Fortunati e poi Ferroni, l'entrata in scivolata di Troiano. Ferroni attaccata da Vanessa, rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Naiara, Pezzolla, Castagnoli, Pezzolla, Naiara Dos Santos, Ferroni per Zelli, la palla esce ancora per Ferroni, Naiara, Pezzolla, Ferroni, da Pezzolla, Naiara, ancora Ferroni, passaggio sbagliato quello di Maria Giulia Ferroni. 4:44, sempre più vicina la salvezza per la VIP. Di prima la palla in profondità, la lascia scorrere Fortunati, la palla arriva a Proietti vicino per Zelli sull'attacco. Fortunati, forse la palla è carambolata su un braccio, il possesso comunque è della VIP che viene fuori con un'altra uscita di grandissimo coraggio da parte di Jessica Fernandez.
3-1 per l'Audace Verona nell'altro campo interessato alla salvezza, e 3-1 anche qui al Palavadernesi. La palla è uscita. 4-11. Si occupa della rimessa Vanessa Jimenez. Fernandez. La palla in profondità, il colpo di testa di Zelli, la controlla Ferroni, poi arriva ancora Zelli, Zelli vince il contrasto, Zelli calcia Zelli, Ricottini. Zelli, azione con il portiere di movimento per l'Atletico Foligno che si gioca le ultime chance. Zelli, Ferroni, Zelli, Naiara, Pezzolla, ancora Naiara, Zelli, Naiara, Zelli, Ferroni, Ferroni fa uscire la palla, Zelli, Naiara, Pezzolla, ancora Naiara, difende molto bene, poi trova il modo di calciare, la porta è vuota, attenzione al lato, il pallonetto, il lob dalla sua area da parte di Vanessa Jimenez, e ancora a testa bassa l'Atletico Foligno sotto di 2 reti. Naiara, Ferroni, Zelli, Zelli, arriva la palla a Pezzolla, Ricottini con il piede. Zelli, scusate, Pezzolla, il sinistro, centra la parte esterna del montante. 2,58. Chiama il pressing forte la panchina dell'Atletico Foligno, cerca di venire fuori Troiano, Maddalena, la palla perde palla e poi c'è il fallo, lasciano correre gli arbitri per la regola del vantaggio. Fortunati. Nemmeno questa volta avevano fischiato gli arbitri, nemmeno questa volta c'era la regola del vantaggio. Maddalena contro Sulpizzi, Sulpizzi, Zelli, maglie che si tirano, ci si batte per questi ultimi 140 secondi. Naiara, esce ancora Proietti, torna in campo Pezzolla, Sulpizzi, Zelli, calcia Zelli, la palla murata e poi in fallo laterale la mette Jessica Fernandez. Sulpizzi, Pezzolla, Fortunati, Pezzolla, Sulpizzi, Naiara, Pezzolla, Pezzolla, l'entrata in scivolata di Maddalena, sarà angolo per l'Atletico Foligno, la palla arriva da quest'altra parte per Sulpizzi. Naiara, 100 secondi. Ancora per la salvezza della VIP. Sulpizzi, Naiara, calcia e poi arriva sul secondo palo Zelli, in precarie condizioni e non riesce a trovare la porta. 1,29, Ricottini, adesso a metri da guadagnare la VIP, la palla arriva in profondità per Kubacek, attenzione, Maddalena è sola e spreca quello che è un match point. Anna Maddalena, sfuma la doppietta per la numero 3 della VIP. (1,20) alla fine di questo incontro. Castagnoli, ancora power play per l'Atletico Foligno. Naiara, Zelli, Naiara,
Pezzolla attaccata, Pezzolla riesce, no, non riesce a tenere la palla in campo. E sfuma questa che potrebbe essere una delle ultime occasioni per riaprire l'incontro per l'Atletico Foligno. Gestisce il possesso la VIP. Poi la palla in profondità per Troiano. La palla arriva a Proietti con molta freddezza. Poi Zelli, la palla in profondità, Castagnoli di prima sul secondo palo, sul Pizzi. Zelli, 40 secondi alla fine, torna in campo Pezzolla. Zelli, Pezzolla, Naiara sul Pizzi. Zelli sul secondo palo, il colpo di testa di Castagnoli a porta vuota. E qui crediamo che finiscano le ultime opportunità per l'Atletico Foligno e le ultime sofferenze per la VIP. 20 secondi, il sinistro da parte di una stanchissima Vanessa Jimenez. «20 secondi alla fine». Generosamente l'Atletico Foligno inserisce ancora Pezzolla con il portiere di movimento. Zelli, calcia Zelli, la palla viene deviata, rimessa laterale e per la VIP. 15 secondi. Naiara sul Pizzi, il destro di Sulpizzi che addirittura colpisce Zelli. 11 secondi alla fine, il lancio di Ricottini, il colpo di testa di Naiara in anticipo. 7 secondi alla fine. Vanessa sulla palla, il suo destro, palla troppo lunga, ma guadagnati altri 3 secondi preziosissimi. 4 secondi alla fine. Palla lunga di Proietti, il colpo di testa, eccola qua, la sirena, e è la VIP che vince e sbanca il Pala Paternesi e raggiunge quota 22 punti e raggiunge la salvezza. Per l'Atletico Foligno saranno i play-out e sarà il Molfetta l'avversaria della squadra umbra se vorrà rimanere in Serie A. A risentirci quindi per il play-out nelle prossime settimane.